noi oggi affrontiamo un contesto molto grave, rispetto al quale io credo le parole pronunciate in quest'Aula e scritte dentro le risoluzioni hanno un peso importante. Credo che si debbano evitare ambiguità di ogni sorta e quindi dare messaggi chiari. Credo si debba evitare la polarizzazione del conflitto tra valori. Credo si debba anche evitare il rischio di semplificare una realtà complessa come quella mediorientale da decenni a questa parte, perché faremmo esattamente il gioco di chi vuole radicalizzare le posizioni e non vuole produrre un processo di pace, che è esattamente quello a cui abbiamo assistito in queste settimane. Quindi proverò a dire delle cose chiare, sulla base delle quali ovviamente siamo disponibili a un confronto. La prima cosa chiara che voglio dire è che il 7 ottobre Israele è stato oggetto di un feroce e indiscriminato attacco terroristico da parte di Hamas, che vogliamo condannare con la massima fermezza, ribadendo il pieno sostegno allo Stato di Israele a esercitare il proprio diritto a difendersi, come previsto dal diritto internazionale. Punto 1. Da quel fatto grave oggi derivano conseguenze evidenti, morti, vittime civili, ostaggi ancora nelle mani dei terroristi, e la scia di sangue non sembra essersi fermata né in Israele né nella striscia di Gaza. La seconda cosa che vorrei dire chiaramente è che il fanatismo religioso e il fondamentalismo portano sempre al restringimento degli spazi democratici e alla militarizzazione della società. La terza cosa che voglio dire è che l'azione militare di Hamas, di matrice evidentemente terroristica, non è isolata all'interno del quadro in cui si trovano altre organizzazioni terroristiche che insieme operano per la distruzione dello Stato di Israele e per la defibrillazione dell'area medio orientale, e che mirano anche ad indebolire l'autorità nazionale palestinese. Queste premesse mi portano a concludere che questo attacco terroristico rappresenta uno degli ostacoli maggiori al processo di pace e colpiscono direttamente, oltre alle vittime civili, quelle israeliane che valgono tanto quanto quelle palestinesi, colpisce prima di tutto il legittimo e la legittima aspirazione dei palestinesi ad avere una vita in pace. Il processo di pace, di cui oggi si parla a mio giudizio troppo poco nelle risoluzioni proposte dalla maggioranza, dovrebbe essere oggi l'oggetto della nostra discussione. La pace si costruisce attraverso un'unica ricetta, che si dice 2 popoli e 2 stati. E le vittime civili, a prescindere dalla religione in cui credono, sono tutte vittime civili, e che anche il diritto di Israele a difendersi deve avvenire all'interno di quanto previsto dal diritto internazionale e dal diritto umanitario. Oggi assistiamo, come se non fossero bastate quelle immagini cruenti del comando terroristico di Hamas che sterminava i ragazzi israeliani che si divertivano in un rave. Oggi assistiamo a scene della medesima intensità emotiva rispetto a quanto sta accadendo in queste ore nella striscia di Gaza contro la popolazione palestinese. Ed è fisiologico che sia così, perché la guerra chiama vittime e chiama morti, da una parte e dall'altra. E ora purtroppo, rispetto ai giorni in cui abbiamo scritto queste risoluzioni, non siamo più di fronte ad uno Stato che si sta difendendo da un attacco terroristico terribile, ma siamo di fronte a 2 stati in guerra. E in questo contesto, con tutta la delicatezza che merita il difficile equilibrio nell'area medio orientale, noi non possiamo far altro che parlare di pace. Per questo la nostra risoluzione prevede questo. Condanniamo ovviamente, lo ribadisco, l'attacco terroristico di Hamas, la violenza efferata e indiscriminata che ha portato i terroristi islamici a compiere quel gesto. Esprimiamo la vicinanza a tutti gli ostaggi, anche quella a nome di tutta la comunità
veneta e ne chiediamo l'immediato rilascio. Riconosciamo certamente il diritto di Israele a difendersi dalla feroce aggressione, ma ribadisco nel rispetto anche del diritto Collega, se può concludere. umanitario, che implica la possibilità per il popolo palestinese di utilizzare corridoi umanitari per mettersi al riparo dagli attacchi di terra, e ci appelliamo alla comunità internazionale affinché dentro questa vicenda si riprenda quel cammino di pace che in questi anni è stato messo in discussione tanto dai lanci dei razzi indiscriminati da Gaza quanto dalle occupazioni illegali della Cisgiordania.